glaucoma, no, normalmente lo si descrive come il ladro silenzioso della vista. Arriva la diagnosi un pochino prima rispetto a un tempo? Diciamo che la diagnosi arriva prima perché le campagne di sensibilizzazione che sono state messe in atto negli anni risultano sicuramente aver portato il loro beneficio, tant'è che noi abbiamo un aumento, diciamo, di questo tipo di patologia, che sembrerebbe essere paradossale. In realtà abbiamo sia un aumento dell'età media dei pazienti, e quindi è collegato anche all'età, e quindi questo può manifestarsi comunque proprio collegato a questo, e sia anche perché, diciamo, essendoci una maggiore sensibilizzazione, sono più le persone che vengono a farsi visitare, e quindi maggiore risulta essere la percentuale di pazienti che noi riusciamo a screenare e quindi identificare come pazienti glaucomatosi. Quindi questo sicuramente risulta essere estremamente importante. Dobbiamo proseguire in questa strada, perché riuscire a scoprire prima il glaucoma significa poi dare anni di vista migliori e più a lungo a livello del nostro paziente. L'indicazione principe è quella, così per l'uomo comune, diciamo, di farsi misurare la pressione oculare. Sì, allora l'elemento fondamentale, quello che viene spesso scoperto, è quello di avere una pressione che va al di fuori di un range di normalità che più o meno viene misurato in millimetri di mercurio. Il valore medio va dai 10 fino a più o meno ai 20 millimetri di mercurio. Valori al di sopra di questo devono essere, diciamo, valutati. Vi sono persone che normalmente possono avere un valore superiore, però purtroppo a creare anche complessità in questa patologia ci sono anche persone che rientrano perfettamente nel range di normalità, però hanno ugualmente il glaucoma. Quindi questa è una testimonianza ulteriore di quanto complessa sia la diagnosi di questa patologia, e quanto anche come sfida e anche complessa risulta essere poi il trattamento che deve essere fatto nel paziente. È comunque ancora un tema complesso quello di questa patologia, anche per i professionisti, perché? È un tema complesso perché il glaucoma, o meglio i glaucomi, perché noi identifichiamo la patologia come una sola, ma in realtà i glaucomi sono diversi, sono molto eterogenei, e quindi necessitano di un'attenta valutazione. I pazienti spesso arrivano non sapendo che hanno questa patologia, e quindi deve essere diagnosticata in maniera corretta utilizzando le strumentazioni più adeguate che adesso abbiamo a disposizione, e quindi per esempio l'indagine computerizzata del nervo ottico, che viene chiamato OCT, attraverso l'uso del campo visivo, e una corretta valutazione anche dei valori numerici della tonometria, l'osservazione del fondo oculare. Quindi sono tutti elementi che devono instaurarsi tra di loro e creare un puzzle completo, per cui poi il professionista risulta poi avere la possibilità di dare la corretta interpretazione della patologia e prospettare la giusta terapia al paziente. È ancora difficile comunicare al paziente la diagnosi di glaucoma, e soprattutto che cosa può fare una persona comune per evitarlo? Allora, per evitarlo, purtroppo parto dalla seconda parte della sua domanda. Questo non può fare sostanzialmente nulla, perché la patologia è una patologia collegata ad alterazioni sia di ordine genetico, che risultano avere una particolare importanza, quindi persone che hanno una familiarità risultano avere la possibilità di avere glaucoma 5-6 volte maggiore rispetto a quelle che invece non hanno questa familiarità. Poi intervengono fattori anatomici che risultano essere responsabili, e quindi non ci sono elementi legati ad abitudini o qualità di vita che uno può mettere in atto affinché questo tipo di patologia non si manifesti. Per quel che riguarda invece l'impatto della comunicazione di questa malattia nel paziente, questo risulta essere a volte estremamente difficile, sia da comunicare che da accettare. Da comunicare perché bisogna dire al paziente che avrà una patologia cronica da dover gestire per tutto il resto, diciamo, della sua vita. A volte la diagnosi viene fatta in maniera
estemporanea, quando uno va a fare una visita per un altro motivo, magari non ci vede più bene da vicino e poi esce dall'ambulatorio con una diagnosi poi di glaucoma, quindi una malattia che dovrà essere curata costantemente utilizzando delle gocce, un trattamento laser oppure addirittura un intervento chirurgico, e che quindi questo paziente dovrà gestire per il resto della sua vita. E quindi questo crea naturalmente preoccupazione nel paziente, ansia, e se la patologia risulta essere particolarmente avanzata nel suo esordio o nel suo progredire, altera anche molto la qualità di vita del paziente. Verso dove sta andando la cura? Dunque il nostro invito è quello che chi ha diciamo coscienza di una familiarità, è molto importante che si faccia delle visite. Poi è molto importante chiedere quando si va a fare la visita oculistica il valore della pressione, quindi chiedere anche che venga fatta, anche se abitualmente viene fatto, però sono tutti elementi quali denotano anche una attenzione sanitaria nei confronti di se stessi e una richiesta nei confronti del professionista. Le linee future sono linee molto interessanti, si va verso trattamenti terapeutici che magari vengano fatti per un periodo più lungo di tempo, in maniera tale senza un'instillazione quotidiana, ma magari con degli insetti farmacologici, oppure l'utilizzano di chirurgie microinvasive che risultino quindi avere una ottima capacità di tenuta nel tempo e che risultino poi permettere al paziente di avere una qualità di vita migliore senza essere collegato all'uso costante della terapia con l'IRI.